Buongiorno ai nostri ascoltatori. Questo programma è gestito dal Centro di Aiuto alla Vita Marisa di Trieste. Il centro è un'associazione di volontari sorta al fine di prevenire e far superare le cause che potrebbero indurre una donna ad accogliere la sua gravidanza. Io sono la presidente attuale del Centro di Aiuto alla Vita, Maria Tudek, molti mi conoscono come Mariolina, e in studio con me c'è la vicepresidente Flavia Brandolisio. Buongiorno Flavia. Buongiorno Mariolina. Il titolo di questa conversazione odierna è Il Volontari per la Vita, cosa significa fare volontariato al CAV. Diciamo che siamo proprio al centro del nostro impegno di volontari con questa trasmissione, perché fare volontariato al CAV significa accogliere le mamme quando sono in difficoltà, quando sono magari incerte ancora sulla prosecuzione della gravidanza oppure l'hanno accolta con tante difficoltà e hanno bisogno di non sentirsi sole. Questo è veramente il centro del nostro essere volontari. Per fare questo abbiamo bisogno di tante persone, siamo già un bel gruppo di persone, ma naturalmente le forze sono sempre poche e quindi è un appello anche che facciamo a chi desidera mettersi in gioco e fare una nuova esperienza di volontari. Per questo non è necessario avere delle qualifiche professionali particolari, però è necessario essere un po' formati perché l'argomento è particolarmente delicato, bisogna capire cosa significa instaurare una relazione di aiuto e anche il contesto attuale in cui ci si muove. E per questo diciamo che è importante che non si improvvisi, che chi desidera cerchi di valutare bene le sue possibilità di impegno, perché richiede comunque un impegno che va nel tempo. Non è grande, ma è duraturo, se possibilmente. Ecco, io vorrei chiedere a Flavia, che però fa, diciamo, l'accoglienza diretta con il turno in sede delle mamme, qual è questa sua esperienza di volontaria? Allora, noi accogliamo le mamme in sede in salita di Gretta 4 e le mamme che vengono da noi quando aspettano un bambino certe volte sono anche incerte sul da farsi. La scelta delle mamme è lasciata a loro e noi non vogliamo assolutamente entrare nella scelta, ma se scelgono di tenere il bambino, noi ci siamo con loro e le accompagniamo durante tutta la gravidanza e poi anche dopo la nascita del bambino fino ai 3 anni del bambino. Il nostro accompagnamento significa poter essere vicino se hanno bisogno di essere accompagnate all'ospedale o di essere accompagnate ai servizi sociali o anche dopo la nascita il nostro accompagnamento e dare loro quelle piccole necessità che noi possiamo offrire alle mamme con i bambini. Riteniamo che il nostro volontariato sia molto bello perché noi siamo a contatto con la vita e questa è una cosa bellissima che io auguro a tutti quanti. Grazie Flavia perché ci hai fatto così toccare con mano quanto possa dare un servizio di volontariato al centro. Ecco, come dicevo, per prepararsi a questo offriamo l'opportunità di alcuni incontri di approfondimento, di sensibilizzazione direi quasi, perché poi il grosso della formazione avviene sul campo accanto a volontari più esperti. Questo corso di quest'anno, che normalmente appunto facciamo in autunno, avrà inizio il 28 di ottobre. Si terrà nella sala tessitori di Piazza Oberdan e affronterà il tema la vita, nuova questione sociale, proprio per cercare di capire il contesto culturale in cui oggi matura la scelta di una gravidanza. E ne tratterà il vicepresidente del Movimento per la Vita, il dottor Morandini.
Poi ne parleremo più a lungo in un altro incontro, quindi non voglio dilungarmi tanto. Vi accenno solo che quest'anno il nostro corso si inserisce all'interno di alcuni incontri di preparazione al volontariato in senso generale, cioè ci sono alcuni aspetti del volontariato, quale per esempio la gratuità e l'impegno, che accomunano qualsiasi tipo di volontariato. Noi pensiamo alla vita che comincia, ma c'è chi si occupa delle persone che invece sono magari in situazioni di fragilità, oppure dell'ambiente, oppure delle persone che accogliamo in Trieste, e quindi insomma ci sono campi diversissimi che però hanno in comune alcuni aspetti che saranno affrontati in questi incontri. Il nostro centro però pensa alle mamme e alle coppie anche nell'aspetto diciamo più culturale, più di formazione del loro ruolo di genitori, e per questo abbiamo in programma l'attuazione di alcuni progetti a loro dedicati. Ecco, io inviterei Flavia a parlarne intanto di quello che è rivolto ai genitori in attesa fin dalle prime settimane di gravidanza, dalla 12ª settimana, e che quindi si differenziano molto dai corsi preparto che invece si svolgono verso la fine della gravidanza e sono rivolti soprattutto all'aspetto fisico, al travaglio e quindi alle svolte dai consultori familiari. Ok, i corsi Educare Prima si svolgeranno presso il nostro centro ogni mercoledì alle 18:30 a partire dal 1° ottobre. Sono condotti da due esperte, Federica Maida, ostetrica, e Donatella Santorini, psicologa. Questi corsi tendono a educare i genitori all'accoglienza della nascita e si rivolgono a varie coppie della cittadinanza che possono chiedere al nostro centro l'iscrizione telefonando allo 040 39 6644 oppure scrivendo a cavtrieste.mpv.org. Bene, allora questa è una prima proposta, poi ne abbiamo un'altra che si chiamano corsi Baby Brace, rivolti ai genitori che il bambino ce l'hanno già, ma che essendo magari la prima gravidanza oppure il bambino molto piccolo possono affrontare delle difficoltà e che soprattutto messe in comune anche con gli altri possono essere superate molto bene. Ecco, vuoi accennare a questo corso, come funzionerà? Allora, questo corso inizierà il 25 settembre, sempre presso la nostra sede, ogni giovedì alle 16:30. Le due educatrici preposte al corso sono Elida Bursic e Federica Tamburini. Gli argomenti sono molto interessanti e in effetti anche il primo corso ha avuto molto successo. Si parla di cosa fa quando mi provoca il bambino, i capricci, la teoria della mente, perché mi segue sempre l'ansia della separazione, imparare a parlare davvero il linguaggio, premi e punizioni, le motivazioni e la disciplina che bisogna dare. Il corso è molto interessante ed è anche ma penso anche Educare Prima con delle immagini che loro proiettano sullo schermo, e le mamme sono molto coinvolte in questi incontri. Ecco, ancora due parole velocissime. I papà sono graditi naturalmente, anzi obbligatori per il corso Educare Prima, e i corsi sono completamente gratuiti grazie appunto dei contributi dati da Regione e Azienda Sanitaria sui nostri progetti. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo mese.